Buongiorno bambini! Allora oggi abbiamo una bellissima sorpresa. Qui in Vets Junior stiamo per leggervi una bellissima storia. Visto che questi giorni per vari motivi non si può venire qui a giocare, ma presto torneremo, vi volevamo tenere compagnia perché sappiamo quanto bene volete alla Vets Junior e alla Bettini Junior. Allora chiamo qui insieme a me due bravissime lettrici, Gio e Raffaella, che insieme ad altre lettrici in questa settimana vi terranno compagnia, perché da oggi, ogni giorno fino all'8 marzo, tutti i giorni alle 16, quindi quando ora della merenda, su questa pagina del Facebook Vets Junior e Bettini Junior, vi terremo compagnia con una bellissima storia animata. Adesso io lascio spazio a loro che vi terranno compagnia un pochino. Buona lettura, buon ascolto e divertitevi. Ciao! Io sono un cavallo di Bernard Friot e Jacques Tessaro. Non ce la faceva più. Il cammello non ce la faceva proprio più. Ripetere ogni giorno per 3 volte lo stesso esercizio, sempre con lo stesso leone, senza cambiare mai. Era noiosissimo. Allora un bel giorno il cammello lasciò il circo. Voglio cambiare vita, si disse. Andò in città e all'incrocio di una strada vide un semaforo blu. Questo è un buon segno, pensò, e attraversò. Dall'altra parte della strada c'era il comune e sulla porta c'era un annuncio. Cercasi una guardia e un cavallo per sorvegliare i parchi comunali. Rivolgersi all'ufficio parchi e giardini. È perfetto per me, pensò il cammello. Ho sempre desiderato essere un cavallo. L'impiegato dell'ufficio parchi e giardini era miope come una talpa. E quando il cammello si presentò disse semplicemente: «Lei è interessato? Benissimo, ma deve sapere che non è un lavoro dove si guadagna molto». Felicissimo di aver trovato un impiego, il cammello fece spallucce, anzi gobbucce, e l'impiegato gli consegnò un cartellino. «Vada nella stalla, devo ancora assumere una guardia. Non appena l'avrò trovata potrete iniziare a lavorare». Il cammello andò nella stalla. Qualche ora dopo fece il suo ingresso un tipo con un grande berretto e gli stivali. «Scusi il disturbo, sto cercando il mio cavallo. Qualcuno l'ha visto?» «Sono io in persona», rispose il cammello, e la guardia stupita lo fissò da sotto la visiera. «Ah, tu saresti un cavallo?» «Certo», disse il cammello, «ho 4 zampe come un cavallo, gli zoccoli come un cavallo, delle orecchie come un cavallo, le narici come un cavallo e una coda come un cavallo». «Va bene, d'accordo», rispose la guardia, «ma non sapevo che i cavalli avessero 2 gobbe sulla schiena». «2 gobbe? Ah sì, dimenticavo. Il fatto è che sono passato sotto una palma da cocco e 2 noci di cocco mi sono cadute addosso. Ai, che male! E così mi sono spuntate 2 gobbe, ma mi passeranno sicuramente». «Inoltre i cavalli hanno il muso molto più lungo. Oh, un giorno sono scivolato su una lastra di ghiaccio e sono andato a schiantarmi contro un muro spesso. Da allora il mio muso è un poco accorciato». «Perfetto, perfetto, sei proprio un cavallo e ho bisogno di un lavoro», disse il cammello. «Anche io
gli sussurrò la guardia e sollevò il berretto. E tu saresti una guardia? Chiese il cammello spalancando gli occhi. Certamente, rispose la guardia. Ho gli stivali, l'uniforme, il berretto. Sono proprio una bella guardia. Al lavoro allora, disse il cammello. Sì, sì, al lavoro, disse la guardia. Il cammello e la guardia devono controllare che le persone rispettino le regole del parco. E le regole sono tutte le regole, nient'altro che le regole. Non è vietato fare il bagno, non è vietato arrampicarsi sugli alberi, non è vietato camminare sull'erba, non è vietato sognare. E io sono un cavallo. E questa era la storia di Io sono un cavallo. Ciao ciao bambini, ciao ciao.